Nuova stagione, nuovi scontri, nuovi obiettivi. Comincia da qui il campionato di Iccarenza e San Giorgio Piana. Sarà lungo il cammino, ma iniziare col piede giusto è già l'imperativo. Stadio comunale agli Astrei di Carini, amici di Sporti Sisili, buon pomeriggio da Fico Aldarella. Prima giornata del campionato di promozione siciliana Girone A che comincia oggi. San Giorgio che ha il morale alto dopo il passaggio del turno in Coppa Italia conquistato contro la CUS. Iccarenza ospita una delle big di questo campionato e dovrà combattere per fare punti tra poco le formazioni. Iccarenza in maglia blu e calzettoni gialli, mentre alla destra il San Giorgio Piani in maglia rosso-nera con i motivi alberesce. La triade arbitrale è pronta a comandare le strette di mano dell'arbitro Don e diamo lettura alle formazioni partendo dalla formazione di casa all'Iccarenza dell'allenatore Rosario Amato con Ruggeri tra i pali. La formazione titolare è con De Caro con il numero 2, Alessandro Tassone con la 3, Tassone Adriano con la 4, lo Iacono con la 5, Liborio Dino con la numero 6, il 7 Adragna, l'8 Amato, il 9 Ruggeri, De Caro con la 10 e Michele Giugno con la 11 a completare l'11 titolare di Amato. Per il San Giorgio Piani invece di mister Chinici in porta Belmonte, Giovenco con la 2, il 3 Immesi, il 4 Tarantino, Gaio con la 5, poi Montoro, Spina e Ciancime rispettivamente il 6, il 7 e l'8. Il tridente è Carioto, Serio e Gallo, occhio a Lorenzo Spina, il numero 7 giovane dell'Iccarenza che ha deciso la sfida di Coppa Italia contro Agus Palermo in casa del San Giorgio Piana, realizzando il gol che poi ha ipotecato il passaggio del turno per i rossoneri. Il calcizio lo batteranno proprio questi ultimi. Nel frattempo l'arbitro va a sistemare anche la sistemazione delle panchine delle squadre. I arbitri si accertano delle reti che non siano bucate, non ci siano intoppi. Ecco, per cominciare questa partita oggi si apre il campionato di promozione, si apre un cammino lungo che vi accompagnerà, ci accompagnerà per tutta la stagione, sempre con Sport Sisili. Sembra quasi un tridente allungato quello del San Giorgio Piana, che gioca ovviamente con Serio con la sinistra, ma come se fosse una prima punta comincia, una seconda punta comincia adesso la partita. Giro palla del San Giorgio Piana, il pallone per Immesi. Primo pallone della partita, con lo scarico di Ciancimino all'indietro. Questa palla non è precisissima, prova ad aggiustare in qualche modo Tarantino che la alza questo campanile alle parti di Jack Serio, che poi è stato espulso contro la CUS, quindi sarà squalificato nel secondo turno di Coppa, ma non è il momento di pensare perché oggi è in campo contro Iccarenza, pronto sempre a fare fantasie nella zona di campo che più preferisce, cioè quella della tre quarti. Eccolo il numero 10, alza la testa, prova ad aprire il campo, va a destra Giovenco, la sventagliata è troppo alta e soprattutto imprecisa, palla che finisce sotto di noi in tribuna, rimessa per l'Iccarenza che toccherà questo primo pallone con le mani. Con le mani Alessandro Tassone prova ad andare lungo a cercare direttamente il centravanti Ruggeri, c'è un rimpallo con la palla che schizzinare in qualche modo. Tarantino alza questo campanile, Ciancimino smorza questo pallone, Giovenco, Ciancimino controlla, poi allunga questo pallone, non c'è nessuno da quelle parti, solo Tassone, sono due fratelli Alessandro e Adriano Tassone rispettivamente, il 3 e il 4 dei gialloblu. Di testa Carioto, buono il pallone per Montoro che lo porta avanti, lo affida in Immesi, allarga a sinistra dove c'è Lorenzo Spina che controlla in qualche modo, la tiene in campo e passa a sinistra, mette il più a rimorchio, c'è Carioto, è intervenuto però in chiusura allo Iacono che anticipa il numero 9 Alberesci. Lancio lungo qui a cercare la corsa di Michele Giugno, l'ottima però copertura, anche se non c'è tanto da impegnarsi qui per Ivan Tarantino. Sono trascorsi già 2 minuti di questo match di apertura del campionato di promozione siciliana Girone A. Con le mani in Mesi, cercare ancora il pallone per Serio, anzi per Carioto, in qualche modo allontanato lo Iacono.
infine questo pallone in fallo laterale. Eccoli Messi, sempre molto alto a sinistra, come se fosse un esterno aggiunto. Serio ci prova da lontano, però la palla prima del suo destro prende un rimbalzo strano e la palla finisce altissima sopra la porta del esterno difensore Pietro Ruggeri. A rimettere in gioco sarà l'altro centro difensivo, Adriano Tassone. Fa salire i suoi, pallone lungo, Gallo lascia sfilare, la palla è addirittura all'arrivo della rimessa laterale, battuta velocemente da Giovenco a cercare Carioto, stacco di testa in mezzo al campo, poi prova e tenta di girare questo pallone Salvatore Ruggeri, aveva stretto in mezzo al campo e non può ricevere questo pallone, e c'è un buon pubblico alla fine. Quest'oggi fa anche tanto caldo. Gallo sprint a destra, va via su 2, va a puntare lo Iacono, vuole crossare col destro, basso, lo Iacono rimane lì, tocca, gli applausi della tribuna degli Estrelli, adesso anche gli ultra qui. Serio, controlla, va al cross in mezzo, arriva Carioto e ci mette la zampa, ce l'ha messa anche De Caro, vorrebbero un calcio d'angolo, gli albanesi lo ottengono, calcio d'angolo, prima la partita, arriva al quarto minuto. Aiuta se piano adesso, il supporto della loro squadra, hanno un'ottima tifoseria. Calcio d'angolo, lo batte in Messi al centro della di rigore sul primo palo, svettato in qualche modo Amato, e palla che termina sempre in calcio d'angolo dalla parte opposta. Sempre in Messi che deve farsi tutto il campo, perché è sempre lui l'incaricato, l'indiziato per battere un altro calcio d'angolo consecutivo, stessi saltatori in aria, battuta ancora corto, colpo di testa di Carioto su tutti, la palla spiove, poi a prova a coordinarsi Tarantino, aveva anticipato ancora D'Amato che svetta, arriva Serio, raccoglie questo pallone, passa su De Caro, forse anche lui per ultimo preferisce comunque raccogliere il pallone e allontanare lo Iacono. Giovenco allunga questo pallone, intervenuto ancora Adragni che però riesce a portare bene avanti questo pallone. Giovenco ha battuta rimessa molto lunga che non scavalca Tassone, la palla si impende, il Serio può comandarla, disturbato Iacono chiaramente in maniera non fallosa, quindi la rimessa è per i gialloblu che stanno iniziando a subire gli attacchi del San Giorgio Piana, ma al momento si difendono bene. Salta Ruggeri, Giuseppe Amato tarda ad allungare questo pallone, poi lo allunga molto bene per Ruggeri che lo porta avanti sull'out di sinistra, va al cross sul secondo palo, il ritardo di Michele Giugno che è stato preso in controtempo, poi il pallone di Adragni ha messo in mezzo di controbalzo, è intervenuto prima di tutti Fabio Cai da allontanare, il capitano. La spizzare Giugno non interviene, la Tarantino con personalità può far uscire questo pallone, cerca Carioto che però voleva la profondità, lui è venuto incontro. Ancora Dragna, chiuso bene da Montoro, sono due Montori di rosa per i piani albanesi, altro in panchina ed è Fabrizio con il numero 14. Ciancimino, non c'è fallo, il Piana può ripartire con la corsa di Ciancimino che porta avanti questo pallone. A sinistra c'è Spina, ma da solo Ciancimino che cerca l'imbucata per Spina che sbuca, sombrero di Spina che poi allunga troppo questo pallone. Comunque viene applaudita questa giocata del giovanissimo e talentosissimo Lorenzo Spina. Adesso si fanno sentire anche i tamburi del San Giorgio Piano. Bel modo di uscire, diciamo, da questa marcatura, da questo pressing, ma si è allungato troppo il pallone. Non è facile con questo territorio. Carioto si accentra, allarga sul Gallo. Poi sì, Giovenco il pallone invece dentro per Carioto! Ha chiuso la porta Pietro Ruggeri che copre il primo palo, poi il pallone che non esce sulla rimessa. È tenuto bene
Kevin De Caro, poi Ruggeri. Ruggeri voleva di più. San Giorgio Piana rimane in attacco. Giovenco con le mani. Cross di Giovenco a cercare il colpo di Carioto, che era posizionato al limite dell'area. Molto difficile girare in torsioni in quella maniera, anche perché eravamo al limite, quindi serviva un avvitamento davvero di qualità. Il pallone sfila di molti metri in fallo di fondo, che batterà ancora Tassone. Rinvio corto e basso. De Caro sbaglia uno scarico sempre messo Gallo, fallo di Tassone che prova a spazzare il pallone, ma in realtà ha spazzato solo il piede destro di Gallo, di Francesco Gallo. Punizione non cattivo ma comunque dolorante. Punizione San Giorgio, 2 destri sul pallone. Il primo è il classico, lo conosciamo, è Jack Serio, l'altro è Giovenco che comunque sa crossare molto bene, lo dice anche il suo ruolo di terzino. Giovenco infatti fa la finta, andrà Serio in mezzo che le marcature, nello schema si è staccato Carioto che va da Giovenco, schema riuscito, Giovenco mette in mezzo il pallone, erano 3 in mezzo ma non la prende nessuno, l'altra volta la prende solo Gallo che salta secco De Caro, va via Gallo, grande spunto, può mettere il pallone a rimorchi in mezzo, a Bovenuti, poi Carioto! La palla sul fondo, prima vera occasione schema perfetto di Dominici, ma che non riesce a concretizzarsi per un 3 uomini in mezzo. Ti fanno sentire il rossoneri. Di testa Serio, raccoglie stato un po' corto. Amato con un braccio Ciancimini in mezzo al campo punizione. Punizione per Riccarenzi. La batte Giuseppe Amato che va col lancio lungo a cercare sulla destra. Adrania è controllato. E Giulio. De Caro va a cercare Adrania, Buti in Messi, prova a inserirsi in questo pallone. Seconda palla di Michele Giugno. Poi occhio perché è uscito benissimo Serio che ci mette il piede. Carioto controlla, si apre il campo, lo fa benissimo da Gabriele Giovenco. E c'è il tocco di prima, non si intende. Bandierina, occhio saltatori di palla sul primo palo, allontanato De Caro, ha raccolto Tarantino, questo bandierone che non permette la vista e poi per non fondo. Rimessa al fondo il Carenze. Pronto a rinviare Tassone. Porta avanti di coscia, Carioto, Sombrero, c'è il vantaggio perché Carioto riesce a mettere giù
Amato. Questo pallone, Tarantino non va di prima e rischia qui sulla pressione di Adragna. Il capitano Fabio Caio che allontana, allora che diventa buono per Spina che lo spizza. Amato, l'esperienza, salta Serio, poi grande campionato per Ruggero. Tra le braccia di Belmonte che ha rimesso subito in gioco per Ciancimino. Giovenco ha sempre cambiato ad andare ma sbaglia il primo controllo e la palla. Allora lungo di Tassone. Serio. Poi Amato. De Caro. Adriano Tassone. Amato imposta, alza la testa, cerca Ruggeri, Giovenco. Saggiamente va all'indietro da Belmonte con la testa. 14esimo del primo tempo. Punizione. Il solito numero 10 sul pallone è uno specialista. Mette 5 in barriera. No, 4, sembra si stesse aggiungendo De Caro come quinto. Invece rimangono 4 uomini giallo-blu in barriera. Siamo ai 22 metri circa. 17 sul cronometro. Rincorsa corta di Serio che prende in pieno la barriera, che sembrava molto vicino. E qui il pallone. Cambi gioco, grande palla dentro per Tarantino che sbuca dalle spalle. Giorgio Piano, col primo gol della stagione rossonera e di Ivan Tarantino.
impegnato per arrivarci Michele Giugno, traiettoria comunque velenosa che ha girato, sta quasi per intaccare sul secondo palo della porta di Belmonte. Montato che tocca così con la spalla, Spina sgambettata da caro punizione. A terra poi il numero 7 ha battuto rapidamente questa battuta quelli del San Giorgio. Serio. Alza palla dentro Gallo, si insegue benissimo, e si trova con le spalle. Non riesce a controllarlo ovviamente col calcio, ma lo sente di difficoltà altissimo. Passone per Giuseppe Amato. Sempre con molta tranquillità e sicurezza. Tarantino lo aspetta perché Giulio è arrivato al scarico sotterraneo che mette guardi prima, allontanato in Messi che è rientrato, poi ci crede questo per Ruggeri. Belmonte, molto bravo in sicurezza a fare il suo Spina, Sargento Spina che recupera con il triangolo stretto, si torna da Cariotto che finge il destro, viene più seccare, ma sempre la linea di copertura, quasi da mediano. Giovenca a volto, Ruggeri spizza questo pallone ma non c'è nessuno a raccoglierlo. Spina, Tarantino, Ciancimino non pressato, allora governa ancora a centrocampo. Serio, ottimo cambio di lato sui Messi che va la sventata per Carioto che prova a allungare questo pallone. Alessandro Tassone intervenuto per allontanare. Carioto mette giù di petto, Carioto resiste, palla per Gallo, di ritorno la palla ancora dentro per Carioto, poi c'è regolare, la gira Carioto, anzi no, la posizione era irregolare del numero 9 rossonero.
rovesciare il recupero di Montoro, è falloso, punizione, arriva Minacciosi, mette di gara e va a graziare Montoro letteralmente perché qua il giallo ci deve stare. Secondo palo, già non riesce a sfilare questo pallone e lo conduce in rimessa al fondo. Messa al fondo. Tarantino. Giocato corto, questo non è bel marco. In mezzo. Ciancimino, serio. Larga a sinistra Fermesa, con calma il San Giorgio Piano gira la palla, non ha fretta. Spina. Ciancimino, Carioto, palla di ritorno per il numero 8, che allarga dove c'è sempre, liberissimo, Gallo, controllo, pallone in mezzo, Carioto! Si allunga ma la palla finisce fuori di un nulla. Che palla gli arriva servito Gallo e poi Carioto non trova la porta per pochissimo, va un passo al 0-3.
Fra spinta sulla destra. Andrà a cercare il palla in verticale per Ruggeri, che è partito con qualche centimetro, forse anche più che metro di anticipo. La vita degli ultra si sa, conosce soltanto per leggi, questa è mentalità. A terra Belmonte. Si è rialzato Cristian Belmonte, che nel frattempo ha ricevuto le cure mediche sufficienti. Il campione di Vecchio, Joe Boya, un verme verme, un vistecchini, Liamso, Giacchino su qua televisione, capito? Va adesso a battere questa precipitazione per il fuorigioco fischiato poc'anzi per il Carenza. Che gioca piana, io a casa non ci sto. Centrale per Ciancimino, sempre liberissimo, tarda a staccarsi, impressione di Borio. Giovenco, scattagallo, servito sul corto Serio che torna a Gianco per invertire una di qualche metro più lungo. Serio voleva un'altra opzione, un'altra giocata da parte del numero 2, sta facendo un'ottima gara sulla destra come al solito. Minuto 33 del primo tempo, il Carenza 0 San Giorgio Piana 2. Vantaggio di Tarantino, si sviluppa un calciangolo raddoppio su un autogol di Loiacono. Serio ci prova dal limite dopo questo rimpallo. Una spazzatura. Libertà per l'Udra! Libertà per l'Udra! Libertà per l'Udra! Libertà per l'Udra! Pallone ancora per Montoro che prova ad andare sulla sinistra. De Caro, buona chiusura. Molto attento al minuto. De Caro allontana, non c'è nessuno sempre lì, manca una presenza lì. Giovenco va al cross per Serio che in qualche modo prova ad abitarsi, fa in attacco. Fischiato al dietro di gara. Amato Giugno Amato Valerio Peragrande che fa il cross in mezzo, che modo Fabio Caio di petto Caio scatta Serio, servito sul taglio il numero 10 dentro, grande palla preziosa per Caio, accusa l'azione, arriva Spina al volo dopo il controllo.
Amato che irrompe pure sul Montoro, lo trattiene per la maglia, prima la grazia d'arbitro, adesso non lo grazia più, cartellino giallo primo della gara ai danni del numero 6 rossonero. Sai cosa mi direi? Forse ci stava tecnicamente più fallo. Diventa lui la sinistra in questa situazione, passa con rimpallo, poi con l'esterno fa cadere il pallone su De Caro che non riesce a tenere in campo, c'è calcio angolo per San Giorgio conquistato con saggezza, con esperienza e con furbizia, soprattutto da Giacchino Serio. Devo mettere sempre in Messi questo calcio d'angolo. Ecco, diciamo nei momenti in cui l'ultra del San Giorgio può diventare. È bello avere questa atmosfera, ma anche tanto. Anche un po' un ostacolo, ecco. Il Messi dalla bandierina. Ancora un po' troppo corto, pallone che fa fine ancora su Tarantino che prova il sinistro. Murato. Arriva sempre Serio prima. E tiene il possesso per il San Giorgio, pallone a cercare la spizzata di Messi, lungo di testa Tassone, poi Fabio Caio, quasi il mediano, prende il spazio di cotta calcio! Ora, super gol, pallone alto di poco, provato l'Eurogol di capitano. Montoro. Spina viene incontro, pallone invece per il Messi che è arrivato a dietro. Come gli scorci di questo primo tempo, sempre avanti del San Giorgio. Belmonte. Vuole andare lungo ma calcia male questo pallone. De Caro ne approfitta, non ne approfitta neanche Giovanni. De Caro però sorprende Belmonte.
l'ha visto fuori dai pali, la porta la trova ma non riesce a dare una traiettoria tale da scavalcare Belmonte. La sua situazione preferita, centrarsi, puntare dentro per Cariotto che taglia perfettamente assist di Gallo e si sblocca anche il numero 9, primo gol in campionato per Cariotto, 0-3 unico, grande per Gallo, ottimo taglio di Cariotto che anticipa il portiere, 0-3. Adesso un po' una batosta per il Carenza questa, andare a riposo non più sotto i 2 gol ma di 3. Cambia tanto, sembra poco ma effettivamente è una doccia fredda. Andare a riposo sotto di un gol in più. Amato soltanto di sola ma lascia il pallone, allora ripartenza del San Giorgio che può andare addirittura per lo 0-4. Serio si accentra, allarga su Spina che deve frenare, è saltato Amato, poi Serio nello stretto viene ingabbiato praticamente, non riesce a far nulla e lì Carenza deve conquistare il pallone. Adragna finta su Montoro, poi coperto di Ciancimino, dove non c'è Montoro c'è il numero 8. Serio, agito sempre tra le linee alle spalle della linea dei centrocampisti e di Carenza. Gioventù. Ciancimino. Immesi. Sempre per Serio. Cariotto ai 30 metri, salta De Caro per Gallo, ora restituisce un po' il favore. Arriva Gioventù, servito la posizione, pallone dentro, forse troppo morbido, troppo sufficiente e Amato quasi nel territorio, estrema tranquillità che l'ha partito per tutto questo primo tempo, generale, adesso qualità. Col sinistro Serio, facile per Pietro Ruggero. Serio, smarcato bene, quindi recupero. Gli altri due
Duente Spino, Carroto, deviazione. Che si mette la traccia ancora un secondo. 15 secondi. Ancora in mesi, però continua a creare la formazione di chi dice che non si può fermare. Un attacco prorompente, dinamico. Insieme cantiamo nel bene e nel male, tu sei la nazionale. Il mese agoniato per la del secondo tempo serio, si è agoniato per vice stoppare, calciare, pallone largo, eccolo il fischio del diritto di gara, finisce, sembra no, aspetta il rinvio di Ruggeri, arriva adesso con qualche secondo di ritardo tra gli applausi degli ultra del San Giorgio Piano, che avanti il primo tempo 0-3, si Carenza e torniamo tra qualche minuto per il secondo tempo. Mario, tu sei l'uomo della storia di Palermo, hai giocato e segnato dalla A alla D, ora scendi in eccellenza, con quali sensazioni anche dopo uno stop dal calcio giocato? Sì, dopo essermi seduto diciamo, per quasi 2 anni è stato difficile perché comunque ritornare a fare gli allenamenti dopo così tanto tempo fermo non è semplice, però la voglia c'è, quindi questo corsino mi ha fatto fare anche questo, quindi vediamo, dai, a me ho tanta voglia, sto bene, quindi voglio cercare di dare qualcosa a questi ragazzi. Tra l'altro tu non sei mai rimasto fermo in realtà, perché sei diventato un ottimo giocatore di padel, da quello che ci è stato raccontato, ti sei anche tuffato nell'imprenditoria, insomma hai deciso che Palermo, anche dopo aver smesso di giocare tra i professionisti, deve essere anche la tua casa per una vita futura. Sì, diciamo che ho passato un periodo a giocare padel, adesso purtroppo mi sono fermato perché giocando non lo posso fare più. Sì, poi il ristorante, diciamo che Palermo ormai è casa, quindi non sto mai fermo, anche perché qua mi danno tanto affetto, quindi mi trovo bene e spero di rimanerci a lungo qui. Ecco, il Palermo, ancora ci sono alcuni giocatori che sono rimasti da quella, intanto dalla cavalcata alla D alla C e poi dalla cavalcata che tu hai vissuto dalle retrovie dalla C alla B. Hai sentito qualcuno dei tuoi ex compagni dopo la firma con l'Athletic Club Palermo e soprattutto cosa ti hanno detto? No, ero là quando c'era Eugenio, che ero con loro. Comunque ero molto felici perché avere una società così forte dà tanta sicurezza, quindi sono contenti. Ovviamente si alzano un po' tutte le asticelle e bisogna dare sempre qualcosa in più, però erano tranquilli e felici di questa situazione. Ecco, tu adesso che li vedi dall'esterno, tante novità, società nuova, nuovi giocatori, anche alcuni che arrivano dalla Serie A, come Di Francesco che ha giocato fino all'altro ieri in Serie A, come vedi questo Palermo e dove pensi, se pensi che possa essere finalmente arrivato il momento del ritorno in Serie A? Beh, già che portano questi tipi di giocatori vuol dire che stanno dando importanza a questa città, quindi ben vengano e speriamo che prima possibile siano già in Serie A che questa tifoseria se la merita. Ultima domanda, tu stai per tornare in campo in eccellenza, che non hai mai naturalmente fatto. Com'è collocarti già dopo essere stato in Serie D, che comunque è stata un'esperienza nuova per te, com'è collocarti in un campionato ancora più indietro, anche se vedendo i giocatori che sono in campo è come se fosse una squadra già proiettata in avanti? Sì, diciamo che hanno preso dei giocatori importanti che in altre squadre l'anno scorso hanno fatto le prime fasi, quindi siamo una bella squadra e ovviamente devo capire un po' come funziona, ma sono sicuro che andrà bene perché da piccolo giocavo in queste categorie qua così, quindi non è una cosa nuova. Il CUS nel risultato dei 180 minuti esce sconfitto, però in vista del campionato, che comunque è una strada lunga, torna a casa, torna a Palermo con delle buone risposte. Sì, assolutamente sì, perché era quello che avevo chiesto ai ragazzi in questo doppio impegno. Penso che era un doppio impegno difficile perché comunque sapevamo la caratura
dell'avversario e gli obiettivi dell'avversario. Quindi penso che è stato nei 180 minuti ci sono stati sicuramente spunti positivi per gran parte, devo dire, e qualcosa diciamo su cui sicuramente dobbiamo lavorare in vista del campionato, perché adesso mentalmente dobbiamo pensare a quello. Ecco, forse l'unico rammarico può essere legato al fatto che con l'uomo in più per tutto il secondo tempo forse è mancato quel guizzo che ti poteva permettere di portare in vantaggio la squadra. Ma devo dirti la verità, io penso che invece è uscita lì la caratura di questa squadra del Piana, nel senso che nella sofferenza, con un uomo in meno, i giocatori più rappresentativi sanno come si gestiscono queste partite, soprattutto una partita di Coppa, sanno che poi possono aspettare l'episodio che la può sbloccare, e così poi hanno raggiunto su questo calcio d'angolo il 2-1, e poi secondo me l'ultima mezz'ora devo fare i complimenti a loro, perché hanno voluto questa qualificazione, e noi tra virgolette possiamo soltanto leccarci le ferite per ciò che nel doppio incontro magari abbiamo sprecato o comunque regalato. Inizia il campionato, tra una settimana non c'è tempo di rimuginare sull'uscita di Coppa. Che girone ti aspetti qui in questa promozione? Soprattutto che CUS ti aspetti nel contesto del girone? Ma sicuramente il girone è molto impegnativo, su questo non ci piove, le squadre fino anche negli ultimi giorni si stanno rinforzando, quindi io penso che di qua a 2 settimane ancora qualcuna cambierà pelle. Noi penso che manterremo sempre lo stesso profilo di una squadra che vuole sicuramente far bene partita dopo partita senza darsi degli obiettivi. Il nostro obiettivo è settimanale, nel senso lavorare e raccogliere i frutti del lavoro che facciamo, rispettando al massimo gli avversari, sapendo che comunque è un campionato veramente tosto. Poi per noi che comunque abbiamo ancora dal punto di vista dell'esperienza qualcosa da guadagnare, la dobbiamo colmare sicuramente con attaccamento e lavoro con tutti i nostri giovani che abbiamo. Il rischio è che la sua squadra potesse prendere sotto gamba il match odierno, cosa che non è successa. Infatti la squadra è riuscita a superare il turno grazie a questo pareggio 1-1 nel campo dell'Oratorio Marineo, e sembra non aver patito particolarmente gli attacchi ospiti. Un suo giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi oggi? Abbiamo perso un po' di tempo per entrare in partita, poi ci siamo entrati, siamo stati bravi a fare gol in contropiede con Ivan Lavardera, siamo arrivati 2 o 3 volte a tu per tu col portiere loro, con Federico Matera che è stato sfortunato a non fare gol. Quindi sicuramente c'è da lavorare, c'è da migliorare, soprattutto per il gol preso. Abbiamo peccato forse di leziosità, e quindi ci sta appunto per rimediare in settimana e prepararci per la fine di campionato. La sensazione è che ha tra le mani una squadra molto forte per la categoria, con giocatori possenti, di statura, e che potranno giocare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, anche perché la scorsa stagione ben 2 squadre tra le neopromosse erano nel girone A di eccellenza. Quest'anno il Misilmeri potrebbe essere una tra le favorite per la promozione in Serie D? È un parolone questo, perché noi come fisicità abbiamo, come dicevi prima, i due nostri centrali, Costantino e Mancuso. Tra l'altro ora Alberto Costantino mancherà le prime 3 giornate di campionato, quindi troveremo delle alternative per sopperire a questa mancanza. Tra l'altro oggi a proposito di mancanze, oggi mancavano Raimondo Lucera e Salvatore Pastorella, che per noi sono giocatori importantissimi. Li abbiamo tutelati in virtù appunto dell'inizio del campionato, e quindi dire che siamo una tra le ipotetiche vincitrici non mi sento dire questo. Mi sento di dire che è un ottimo gruppo di ragazzi, un ottimo gruppo di giocatori. La società ha fatto degli acquisti mirati per cercare di dare un'identità di gioco a questa squadra. Noi vivremo di giornata in giornata, quindi dando tutto, dando il massimo, ma rispettando i nostri tifosi che sono sempre presenti e sono il 12° uomo in più per noi. E proprio a proposito di società e a proposito di calciomercato, è stata allestita una squadra che vede un bel mix tra giovani ed esperti, e questa potrebbe essere un'arma in più in vista del prossimo campionato, il fatto di poter comunque avere a che fare poter contare su dei giovani molto interessanti che sono stati selezionati molto accuratamente dalla dirigenza. I giovani l'anno scorso hanno fatto un'impresa vincendo il titolo regionale con la Juniores, quindi siamo contentissimi di questo mix. I giovani devono fare tesoro dei consigli dai grandi,
e poi bisogna che si crei un gruppo senza fare questa distinzione. Come base di età media il gruppo è giovane tutto, quindi siamo contenti degli under che abbiamo, lo stanno dimostrando, quindi ci alleniamo bene, i grandi appunto sanno dare le giuste indicazioni quando c'è da darle ai giovani e i giovani li ascoltano volentieri. Molto soddisfatto della prestazione, un po' meno del risultato perché secondo me noi oggi avremmo meritato di vincere. Nel primo tempo a mio avviso avremmo meritato noi di sbloccare la partita, invece davvero al primo tiro in porta, non per modo di dire, ma al primo tiro in porta gli avversari, peraltro nemmeno pericolosissimo perché insomma generalmente Sendin queste le blocca con facilità, purtroppo abbiamo subito il gol. E da lì chiaramente si è complicato tutto, noi avevamo l'intenzione di riaprirle il prima possibile, poi in realtà abbiamo dovuto inseguire, però ripeto sono molto contento del fatto che siamo rimasti dentro la partita con la testa e anche con le idee, con il nostro modo di giocare, abbiamo cercato di portare avanti fino alla fine, ripeto prestazione molto convincente che dimostra una crescita, era quello che io avrei voluto riscontrare, una crescita rispetto a 7 giorni fa importante. Prestazione molto interessante da parte di Nunes Correa, il numero 11. Un pensiero su questo giovane ragazzo? Sì, Correa è arrivato 10 giorni fa, quindi non ha ancora assimilato quello che è la nostra idea in campo. Questo si nota, a mio avviso, perché comunque molto spesso è slegato, però è chiaro che il suo talento è altrettanto innegabile, riesce a inventarsi delle giocate importanti, chiaramente ripeto dobbiamo ancora andarla a inserire nei nostri meccanismi e sono certo che quando questo accadrà le sue peculiarità verranno fuori. Anche quest'anno la salvezza o si punta ad alzare un po' l'asticella rispetto alla passata stagione? No, noi in virtù del campionato che davvero quest'anno è livellato molto verso l'alto dobbiamo mantenere i piedi per terra e pensare a salvarci il prima possibile. Poi è chiaro che una volta che ci salveremo le nostre priorità saranno quelle di valorizzare il più possibile i nostri giovani, quindi sarà un campionato sicuramente da salvezza, speriamo una salvezza più tranquilla possibile e poi di riuscire a mettere in mostra i tanti giovani che abbiamo che sono un nostro fiore all'occhiello. Squadre in campo, o almeno il San Giorgio Piana in campo, il Carenze quasi adesso stanno completando l'entrata in campo la formazione di casa, gli uomini di Amato che sono sotto 0-3 il San Giorgio Piana che ha dominato oggettivamente questo primo tempo, l'ha sbloccata la partita. Tarantino si sviluppa un calciangolo su un assist pennellato da serio, poi il raddoppio su un autogol architettato diciamo così da Francesco Gallo e poi trovato la deviazione di Loiacono sfortunata dalla propria porta per lo 0-2 e lo 0-3 è arrivato sempre da Gallo che ha servito l'assist a Carioto, uno dei volti nuovi e importanti della campagna acquisti del DS Cantillo, numero 9. Può fare benissimo in questa atmosfera, mentre entra il 17 c'è un cambio, una sostituzione, una per parte, una per il San Giorgio, entra Giuseppe Duro con la 17, mentre sta entrando il numero 18 per il Carenze, ovvero Giampiero Cannatella, credo sia uscito
Montoro, sì, che era ammonito, infatti si pazza in mezzo al campo a fianco di Ciancimino, hanno comandato loro due il centrocampo del San Giorgio Piana, cioè la coppia di Ciancimino Montoro, anche con questa prestazione hanno fatto una prestazione maiuscola di carenze per provare a dare un po' più di rapidità sul centrocampo, ma c'è un altro cambio perché entra anche, se non vedo male, Giuseppe Cucuzza. Escono Adrani intanto sicuro perché non vedo più il 7. È mancata la presenza di Mezzala, è uscito anche Tassone, sì, quindi è uscito Alessandro Tassone per far spazio a Cucuzza e poi l'ingresso di Cannatella al posto di Adrani. Il calcio inizia di questo secondo tempo, lo batteranno i padroni di casa che devono sperare in una clamorosa rimonta con San Giorgio in stato di grazia e con Morale Stelle. Sia abbiamo detto nell'intro per la vittoria il passaggio del turno contro Cruz Palermo, anche perché è una piazza importantissima in questo campo di promozione che ha conseguito l'obiettivo di fare bene, di arrivare in alto per la promozione d'eccellenza, ma il cammino è molto lungo. Si parte per il secondo tempo nel frattempo. Cuguzza. Lo Iacono, abbiamo sfortunato da gol nel primo tempo. Lo Iacono. Lancio lungo al numero 5 a cercare gli scatti prioritari di Ruggeri, che ha fatto una partita di sacrificio contro i due ottimi centrali difensivi del San Giorgio. Via che ha espulso Cuguzza. Partenza così la partita, Francesco Gallo che poi cerca di entrare per serio. Pallone però sufficiente, un po' lezioso, interviene. Fresco, l'animazione favorisce intanto il pallone in mezzo, grazie a Mirolato. Palla che è rimasta fuori, a partire quel piede forte. Puro ne è entrato anche lui per dare rapidità, freschezza alla centrocampo del San Giorgio. Si è aperto sempre Jack Serio che riceve e rientra, ce l'ha sul sinistro che prova di Ventosis per Cariotto che ci chiede questo pallone, lo tocca, la palla si impenna e viene bloccato da Ruggeri. Finta qui di Cannatella che cerca il pallone per Giulio, che adesso gioca molto più vicino a Ruggeri, però questo pallone è dalla parte opposta praticamente rispetto alla traiettoria del numero 11 qui. Giovenco, grande spunta, è passato in mezzo a due, poi non sul terzo che lo Iacono che lo chiude in quella Giuseppe Duro. Pallone sulla testa per Giovenco, la posizione regolare, lo teneva in gioco lo Iacono, poi cross in mezzo per l'inserimento di Ciancimino. Ottima chiusura qui di Cucuzza, no? Chiuso Tassone, Adriano che il numero 4 è rimasto in campo mentre il 3 lascia il posto appunto a Cucuzza. Gallo sulla linea laterale col tacco, grande palla per Giovenco, a rimorchio per Lorispina che non riesce a impattare questo pallone, svirgola, poi palla che era andato il numero 7 stesso del San Giorgio Piana, quindi rimessa al fondo. Rimessa battuta corta, Cucuzza. Qui ha sbagliato Dino Liborio, palla riconquistata immediatamente a Giorgio Piana che va in porta con la presa Ciancimino per Carioti in area di rigore. Ancora Davide Cariotto fa doppietta, 0-4 per il San Giorgio Piana e Sergio da Sonno per il San Giorgio e per Cariotto che si presenta al campione di promozione a questa maglia con una doppietta. 0-4 per gli uomini chinnici che volano, altra palla spazia di Ciancimino e Cariotto sbaglia.
anche Loris Candela, quindi quarto sostituzione per Riccardenza nel frattempo. 4 nuovi volti, tanti giovani tra l'altro nella formazione di Amato. Ecco poi Loris Candela. Classe 2006, il più giovane in campo, oltre al suo Tassone che era un 2007. Per far capire anche come sia importante sempre di più il calcio oggi dare spazio ai giovani. Per Giugno ha chiuso, Fabio Caio lo aiuta il compare di reparto Tarantino. Ciancimino, Spina ha un po' di campo, se lo può prendere, lo trattiene Bellanca, ma Spina non molla, poi allarga per serio, ha intercettato tutto però Tassone. Candatella per Tassone, De Caro, Amato. Io volevo un fallo, una comitata di Amato su Ciancimino, comunque si gioca. Spina sempre liberissimo a sinistra, si la smarca anche molto bene. Gaio, ottimo cambio di lato su Gariotto che prova a sfrecciare, entra Gariotto, mette a rimorchio per serio che si divora un gol clamoroso per lo 0-5. Manca la firma del numero 10 e qui ha avuto una grossa occasione per entrare in più veloce. Stati vicino, sbagliamoci il cammino e chi lo salta, salta Gerino. Nessuno è come noi, nessuno è come noi, nessuno è come noi. Questa è la decisione oggi, perché questo è il fondo del campo. Nessuno è come noi, nessuno è come noi, nessuno è come noi. Liga, 5 per Neve, io Bundesliga, pure un applauso io, Gallo, duro, allarga a sinistra sui Messi. Tarantino. Gioventù. Grande palla in priorità per Sergio. Rosso, nero. Per Amato! Si prova il capitano, pallone alto. Poteva far meglio forse in questa situazione. È riuscito a trovare l'equilibrio del corpo. Rosso, rosso, nero. C'è il 9, Spina, Ciancimino, controlla, pennellata che viene spuntata, allora De Caro può disinfilare. Canatella.
Amato che di prima trova Cannatella sulla destra quasi d'esterno. Candela va al cross in aria, chiusura semplice di Gaio. Amato si è mosso molto bene, Giugni ignorato, poi buono scambio di Amato con Bellanca. Alla fine è rimessa per il Carenza. Disimpegno di Duro. Serio, di spalle. Ha dato una palla pazzesca a Carioto che però è stata stoppata dalla copertura ottima di Tassone. Cucuzza. Candela. Cucuzza con la finta. Loris Candela. Amato. Pallone centrale per Giugno. Candela. Cucuzza. Vuole il cross tagliato il destro, svetta in Messi. Senza paura. Una gran controllo che riesce a prendere questo pallone. Per il Carenza che ci vuole provare. La conclusione da Tassone, oltre che scintille dai due numeri 8, Ciancimino e Amato. Adesso dopo forse Ciancimino che aveva reclamato poc'anzi un colpo a palla ferma, a palla lontana. Ancora gioco fermo, che scaramuccia. Matranga sarà 3 il conto degli ammoniti, ma Toro che era stato il primo ammonito della partita è uscito per lasciare il posto a Giuseppe Duro, quindi è ammonito tali ma in campo 2. Fuori, si coordina Candela ma viene anticipato da Carioto e disimpegno. Fabio Gaio. La classifica dove c'è la respira.
Giorgio questa canzone. Proseguire la corsa. Io canto per il San Giorgio questa canzone e sento crescere dentro che chi sarà, sarà perché non tifo per gli squadroni ma tifo dentro questo pallone, stavolta non si intende questo periodo del contatto. Canto per il San Giorgio questa canzone e sento crescere dentro queste controllo destro di Francesco Gallo che siga il gol dello 0-5, no, fuori gioco, posizioni irregolari di Francesco Io canto per il San Giorgio questa canzone, nel senso crescere dentro queste emozioni. Sarà perché non tifo per gli squadroni ma tifo te. La nostra malattia ma che passione, la maglia che porta addosso è la mia ossessione. Io canto per il San Giorgio questa canzone. Sana, sana, sana. La madre che porti addosso la mia ossessione. Io canto
Spina che salta Ruggeri, lo travolge, rigore solare per il San Giorgio Piana, una palla senza senso di serio, taglio perfetto di Spina, travolta Ruggeri, calcio di rigore. Ruggeri verrà presumibilmente il portiere del Carenza. Toma la Spina. I giocatori del San Giorgio ne approfittano per dissetarsi, comunque fa molto caldo questa domenica. Tutto a posto per Spina che si è rialzato adesso serio, a cui manca il gol. L'assist è arrivato ma il gol ancora no adesso. Eccola l'occasione per aggiungersi anche lui a questa goleata, possiamo dirlo. Dagli 11 metri serio contro Ruggeri. In corsa di serio rimane immobile Ruggeri, conta il 5-0, segna anche Jack Serio, non poteva mancare la sua firma per risultare dal pubblico. 5-0 il gol del capitano. Il capitano però mancava il gol a Giacomo Serio, lo trova dal dischetto 0-5. 70esimo di montare il partito quando esce De Caro. Forse Marco Caio. La nostra è la malattia ma che passione, la maglia che porti addosso è la mia ossessione. Io canto per il San Giorgio questa canzone e sento crescere dentro questa emozione. Ah, perché non tifo per gli squadroni ma tifo te. La nostra è la malattia ma che passione, la maglia che porti addosso è la mia ossessione. Io canto per il San Giorgio questa canzone e sento crescere Chiazzese per il Carenza, uno dei due cambi arrivati, poi Chiazzese con una piede. E poi è entrato anche il giocatore Scina per il Carenza e Chiazzese per il San Giorgio Piano. Giusta sostituzione, lo schema delle due squadre. Chiazzese non so come coppia contro la China al centro di difesa. E Scina per il Carenza. Lo Iacchese. Questo gol rimane in campo, ha fatto una buona partita. Soltanto l'autogol del 0-2. Salta secco l'uomo, salta il secondo, Scandela, brutto scontro giallo per il numero 15. Passa la palla, ora chi deve brutto scontro questo con Giovenco che rimane a terra, chiaramente non cattivo il fallo di Scandela.
Fabio Caio ha lasciato il campo. Perché Piana è la squadra del Serio di prima, fa volare Gallo in area di rigore, Gallo, un rimbalzi poi in mezzo! A un passo dallo 0-6 il San Giorgio, il miracolo di Ruggeri qui, la conclusione di rivolta di Giuseppe Luro. Di Messi sul secondo palo, non arriva nessuno, poi Serio, Mani, arbitro fa giocare, poi Serio raccoglie e sua seconda palla, col sinistro fa doppietta, 0-6, doppietta per Jack Serio, che scaraventa il Mancino, le sue Ruggeri, il San Giorgio Piana vola, il primo 7-0. perché Piana è la squadra del Esce Gallo, super partita di Gallo, uno dei migliori Gallo, nonostante non riesce a segnare a metà il campo. Questo è Fabrizio Montoro. Anzi, Salvatore Porcelli, anche lui giovanissimo, rientra Porcelli, uscito largo, destra, spina, passa a sinistra, e spina a sinistra, a destra, e ha una forte centrocampo, Mister Chiedici, con il 4-2-3-1, ma col 4-3-3, perché Serio da trequartista passa esterno. oltre al 90esimo è una vita che ti seguo. Serio. Dai ragazzi fate Attaccato Ciancimino, la palla è dentro per lui, Cucuzzi fa intervento, Ciancimino col sombrero, prova a calciare col sinistro. Domani Ciancimino ai crampi. Attore Ciancimino che ha i crampi. E lì Firenze butta giustamente il pallone fuori al campo. Ancora in gioco agli Astrelli di Carini. Vedendo l'ultrare il San Giorgio per cantare la partita. San Giorgio, la curva vestirava tutta la settimana, non vivo senza te. E non sono nero, l'unico grande amore, la mia grande passione, questa del tuo vivere. Io cammino, oltre al 90esimo, è una vita che ti seguo. Io pivanto, ma che mi serve manare? C'è solo un capitano! Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo un capitano. Adesso è uscito Ruggeri, quindi altro cambio per le carenze, è entrato il secondo portiere, Alessio Firiolo. Sempre là, dico la batteria di giovanissimi per il carenze. Ruggeri che non sapeva se uscire prima, nel senso che forse c'è un dubbio sul chi aveva il cambio o meno, è stato chiamato adesso con l'ingresso in campo di Alessio Firiolo. Prende formazione quasi tutta nuova. Adesso entra anche un altro talento di questo San Giorgio Piano, che è Gaspare Matranga, Mi senti, dici? che si affronta accanto a Salvatore Porcelli. Adesso diventa un centro La senti questa voce? La senti questa voce? Sei bellissimo! Sei bellissimo!
Rinvio di Belmonte. Vola Spina che spizza di testa. Poi Cina a vuoto. Là c'è ancora campo, gamba per Giuseppe Duro. Trova Serio. Arriva la sorpresa di Matranga. Duro. Ecco Serio. Spinto a sinistra, cross, colpito sul volto Tassone. Scusa, Serio, calcio d'angolo. Secondo palo, gol annullato, è giallo perché è condotta di sportiva, perché forse per Spina, forse per Spina non si è capito, credo molto di Spina, però mi scusa che vedo bene. Grande regia del 16 che allarga su Giovenco. Spina. Per il Messi. Serio. In verticale per Matranga, poi Messi ci crede, le Azzurri in questa seconda palla. Porcelli palla un po' arretrata, la giusta lui. Ecco per il passaggio, che personalità il numero 16. È entrato Serio. 1, 2 dribbling in scarica. Tarantino. Si intromette Matranga, una bella. Uno cambio. Ingeda per la seconda Porcelli. Duro. Matranga. Giovenco, grande spunta, è passato un turbo Giovenco che mette il pallone dietro per Carioto. Perché poi Iacono c'era anche Serio sul secondo palo. In Messi, grande lettura, poi sgambetti con la palla. Forza San Giorgio! Forza San Giorgio!
da Porcelli, con la punta quasi per San Giorgio campione! che sventaglia sul secondo palo per Cariotu, rimbalzo destro sul fondo vicino allo 0-7. Alla Freddy Tocco, alla vicino col telecomando. San Giorgio campione! Matranga si è intromesso poi serio, ha tenuto in campo con la rimessa. San Giorgio campione! Forza San Giorgio, San Giorgio Ale! Forza San Giorgio, San Giorgio Ale! Altro cambio, Fabrizio Montoro, è uscito Giovenco che si è fatto male, era fuori dal campo da un po' di tempo, pochi secondi, ha messo il pallone a rimorchio poc'anzi, semplici crampi comunque, c'è proprio questo medico che si sta parlando di crampi per Giovenco. Amato a sinistra c'è Adragna, volento per Giugno, posizione regolare per contenere in gioco in Messi. Giugno ha saltato Belmonte ma si deve definiare, arriva anche per Cannata, la porta in porta e cambia Cicca completamente la conclusione, forte opportunità del Piotta per il Carenza, arriva soltanto all'89.
partita, 20 secondi tecnicamente a giocare e potremmo anche levare tecnicamente perché non credo ci sarà il giocare. Comincia alla grande questa stagione di promozione dove deve essere la big, dove deve essere sicuramente l'indiziata, una o almeno delle iniziate di questo campionato di promozione. Ci aspetta tanto da questa piazza, da questo ambiente. Si è visto oggi con questo risultato, con questo ambiente, con questa atmosfera e con questa squadra soprattutto, perché Mister Chinnici ha già idee chiare. Duro, fallo. Lascia giocare ancora qualche secondo. Lancio lungo, c'è Giugno, ma c'è sempre duro, grande imbucata questa, grande pescata di Tarantino. Montoro, Porcelli, è scattato Cariotto in free gioco, infatti si sentisse il pallone, sicuramente credo che aveva prima questo pallone. Dalla terza categoria girami a preso, mi viene il tuo pallone, viene tornata, viene che pena, non siamo sempre qua. Colpito Cariotto, non ci crede sul pressing che poi ce n'ha, sbaglia ancora poi, perché su questo pallone si intromette Jack Serio, che di tacco cerca la pranga, ma c'è la copertura di Tassone. Amato, nel bene e nel male uno dei migliori dei suoi. Lancio di candela, 93esimo. Ancora 15 al 94esimo. 93. Porcelli, controllato male questo pallone, ora lo aggiusta duro. Porcelli in verticale, essere partito dietro, Cina, in che modo riesce a risolvere questo rimbalzo velenoso. Matranga, Cariotto, scambio con Porcelli nello spazio, grande palla per Spina che può fare 7-0, salta il portiere e sul fine di partita arriva anche la firma 7 per lo 0-7. Loris Spina per Ignazia Porcelli chiude il super 7, perché se insieme 0-7 questo è il super 7 del San Giorgio Piana contro il Carenza. Altro di quello che aveva proprio Loris Spina, che praticamente a tempo scaduto prova la settima firma, l'ultima gioco della partita senza storia. Bene, benissimo, il San Giorgio Piana alla prima batte 7-0 di Carenzi in una partita praticamente senza storia. Questa squadra già mette le fondamenta per quella che sarà la promozione di quest'anno.
di promozione quest'anno di promozione siciliana al girone A. Il Carenza invece deve ripartire da